Fruit Logistica 2025, uno degli stand più importanti è quello della Regione Veneto, con tanti produttori che andiamo a conoscere insieme. Idra, avevamo già forse preannunciato a Madrid appunto questo grande progetto che il Consorzio ci sta sostenendo a portare avanti, e riguarda proprio l'ambito della sostenibilità della risorsa idrica. Assieme all'Università di Padova e ad altri partner, tra cui appunto il Consorzio di tutela, stiamo preparando lo stato dell'arte di quella che è ad oggi la coltivazione del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco IGP, in un'ottica di fare appunto una fotografia di quella che è il consumo dell'acqua, il suo utilizzo e soprattutto anche la sua rimessa al territorio. Grazie a questo contiamo di contribuire alla modifica del disciplinare, come viene richiesto appunto dalla Comunità Europea, che vuole che anche il nostro Consorzio di tutela possa inserire nel disciplinare il capitolo della sostenibilità. Quante aziende coinvolge il progetto? Allora, in questo momento abbiamo coinvolto tutte le aziende socie che proprio hanno ricevuto nelle ultime settimane un questionario che appunto riguarda le pratiche agricole e l'utilizzo della risorsa, però in realtà sono 9 le aziende che stanno dando il contributo maggiore proprio assieme all'università, cercando di dare proprio quei dati più precisi possibili, perché abbiamo bisogno di dati. Questo è quello che in questo momento manca. Fungamico è una cooperativa di produttori che produciamo appunto funghi coltivati. La maggior parte della nostra produzione è fungo champignon, lo champignon bianco, quello più comune in assoluto, champignon bianco o crema. Poi abbiamo anche una buona produzione di fungo pleurotus, una discreta produzione di fungo pleurotus e anche comunque fungo pioppino, e cardoncello e cornucopia. Quali sono le caratteristiche dei funghi che producete? Tra l'altro in occasione di Fruit Logistica, qui nello stand della Regione Veneto, ci sono degli show cooking per cui tutti i visitatori hanno avuto modo di assaggiarli, peraltro anche noi, e dobbiamo dire davvero buoni. Sono un prodotto decisamente versatile, si può preparare in tanti modi. Assolutamente sì, è un prodotto veramente versatile in cucina, si presta per ogni portata, dall'antipasto anche al dolce, perché è una torta salata che fa sempre piacere, è buonissimo con i funghi. Altra cosa importante, è fondamentale per la dieta, è ricco di sali, non contiene grassi, quindi è importante per la salute, soprattutto per la salute. Basti pensare che in certe culture è un fungo proprio che va a curare quelle che sono le malattie più importanti purtroppo del nostro tempo. Come sempre Berlino, e lo vediamo già in questa prima mattinata, si conferma come una kermesse assolutamente importante, dove bisogna esserci per ribadire un po' quella che è la prospettiva di sviluppo del nostro mercato, quindi come punto di riferimento anche per tutti i nostri operatori che chiaramente sono interessati a sviluppare gli accordi commerciali con i propri clienti e fornitori, e quindi diventa assolutamente un punto di riferimento che ogni anno va presenziato. Ecco. Sicuramente veniamo da un'annata 2024 che si è chiusa come mercato, come gruppo di operatori in maniera positiva. Abbiamo avuto un recupero sui volumi in controtendenza rispetto agli ultimi 2 o 3 anni, dove in generale sappiamo che il consumo di ortofrutta nel mercato italiano è in decrescita, quindi questo ci fa ben sperare per il 2025, che sarà un anno comunque importante per la nostra struttura, perché metteremo a terra questo famoso progetto PNRR di investimento sulle strutture di refrigerazione, quindi con la realizzazione di 2 nuove piattaforme refrigerate, con lo scopo di dare ai nostri sia clienti che operatori degli spazi sempre più adatti ai tempi per quel che riguarda la tipologia di servizi che oggi sono sempre più importanti, quindi la logistica integrata, la catena del freddo, e quindi garantire dei prodotti che siano sempre più salubri e quindi anche mantenere quella che è
una shelf life più lunga. Quindi questo sarà il nostro punto di focus centrale per quest'annata e quindi siamo qui anche per dare una presentazione di questo grande progetto. È una presenza che ormai va avanti da oltre 10 anni, è una fiera di settore per noi importante, un punto di riferimento che ci permette anche di portare dei nostri operatori ed avere nuovi contatti. Siete presenti qui con alcuni operatori del mercato, quanti nell'occasione qui a Berlino e quanti sono invece a Lusia? Qui in particolare abbiamo un paio di operatori nostri presenti, però a Lusia il mercato è fatto da 9 operatori commerciali, abbiamo un centinaio di produttori che sono nostri fornitori continui di prodotti orticoli principalmente. È un territorio importante, quello di Lusia, vicino a 2 fiumi importanti, vocato soprattutto all'orticoltura. Quali sono i prodotti che si trovano? Naturalmente prodotti di stagione. Il mercato raccoglie al suo interno oltre 60 referenze orticole, diciamo che hanno un andamento stagionale, quindi variano in funzione della stagione, che sia primaverile, autunnale, estiva o invernale. I prodotti principali sono le lattughe, le carote in foglia, sedano, porri, il crauto, la verza, insomma abbiamo un paniere di 15-20 prodotti presenti quasi sempre durante l'anno e poi abbiamo un'altra serie di prodotti che fanno un po' da completamento della gamma che ci permettono di dare un servizio completo a tutti i nostri clienti. Noi siamo un'organizzazione di produttori completamente specializzata sul radicchio. Ci occupiamo di fare programmi di produzione presso i nostri soci e poi ritiriamo il prodotto, lo confezioniamo e lo distribuiamo in tutta Europa. Allora, oggi abbiamo visto un'affluenza notevole di clienti e soprattutto abbiamo visto tanto interesse per i vostri prodotti che hanno un packaging particolare. Sì, stiamo lavorando molto soprattutto sull'alternativa alla plastica, quindi stiamo presentando packaging in cartone e stiamo cercando anche di valorizzare il radicchio nei suoi colori. Abbiamo questa fortuna che commercializzando i vari radicchi, quindi abbiamo il radicchio di Verona, il radicchio tondo, il radicchio variegato, il radicchio rosa che è una news di questi ultimi anni. Giocare con i vari colori nelle varie confezioni è sicuramente un'attrattiva importante per il consumatore finale.